Stavolta è buono il segnale e cerca di avvantaggiarsi Ermanno Jet con all'interno però Dell'Alba e all'esterno Numero Million Trot. 2 Eva Light Sbagliato invece squalificato. Eva Light, insiste al largo Million Trot. Ha sbagliato anche Ermanno Jet. Numero 4 Ermanno Jet Dell'Alba comunque squalificato. contiene l'affondo di Million Trot che insiste all'esterno dopo i primi 200 metri in 15,6 con partenza da fermo. L'attacco di Million Trot che prova a sfilare su Dell'Alba che continua però a contenerlo. Endrigo segue in coda. Partenza non perfetta, ma intanto i primi due stanno continuando a lottare, ne scaturiscono 600 in 44,6 con partenza da fermo, è sicuramente una misura. Terza posizione lungo la corda per Elvio, sposta intanto Donald Spav che anticipa gli avversari, va su Million Trot che ha speso parecchio e si porta a ridosso di Dell'Alba. Tanto se ne va il chilometro iniziale dell'ordine dell'1,15,8. Vale ovviamente meno per Donald Spav, mentre anche Endrigo e percorsi esterne ora, anche se ancora distante dalla testa, manca un giro alla conclusione. Dell'Alba in vantaggio, Dell'Alba e Donald Spav alle prese. Quando siamo a 700 metri dalla conclusione, Dell'Alba che regge la sfondo di Donald Spav, mentre si ingamba anche Endrigo. Siamo ora a 500 metri dalla conclusione con Dell'Alba che tiene in rispetto per il momento Donald Spav che insiste comunque. Dell'Alba prova a ripartire sulla curva finale, anche Endrigo cerca di farsi sotto. Cavalli sulla curva conclusiva, a metà della quale Dell'Alba mantiene una lunghezza di vantaggio sul rivale. Donald Spav non si dà per vinto, più indietro Endrigo, entra nettamente in testa Dell'Alba. Donald Spav ci prova nuovamente nel finale. Dell'Alba in vantaggio, Dell'Alba nelle battute conclusive controlla tutti i tentativi di Donald Spav che è secondo davanti ad Endrigo. 1,14,8 il ragguaglio conclusivo, 30,1 a chiudere dopo un 28,6 di penultimo quarto. Se l'è guadagnata tutta Dell'Alba con un percorso di testa ale. Filippo Monti in sediolo per conto di Giuliano Selva e del training di Ettore Vairani. Andiamo a rivedere le battute finali. Dell'Alba, Filippo Monti a segno in questo handicap sul doppio chilometro.